vieni qua. Dimmi. Vieni qua, te un pugno di Ripeti ciò che hai detto. un negro africano torna in Africa. Lui non può dire nulla, soltanto aveva voglia di scaricare la mia rabbia su qualcuno. Lui può solo dire questa roba qua, perché niente di particolare. E io con rispetto ho parlato anche con lui, ma le parole che lui ha detto veramente è l'odio proprio, l'odio razziale proprio. C'è poco da spiegare, secondo Omar Seye, su quanto accaduto l'altro giorno a Negrisia, quando lui si è fermato a chiedere dove fosse l'ambulatorio del sostituto del suo medico. Senegalese d'origine, in Italia con la famiglia da 34 anni, Seye è perfettamente inserito nella comunità, attivo nel volontariato e collabora per iniziative di integrazione degli stranieri. È rimasto profondamente colpito ed amareggiato da quanto accaduto. Un clima pesante, quello che si vive in questi giorni a Ponte di Piave, prima con gli insulti a sfondo razziale nei confronti del ragazzo annegato a Jesolo il giorno di Ferragosto, poi quest'ultimo episodio. Seye ha informato i carabinieri dell'aggressione subita e ora cerca di capire il perché di tanto odio. Forse siamo in tanti, forse sono nuovi arrivati, forse c'è la crisi economica qui, manca il lavoro, forse c'è tanto forse, però non è questo. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra mentalità, la nostra testa, l'anima, la fede non sparisce. E questa è l'importanza. Possiamo perdere tutto, ma questo, se li perdiamo, è finito. Intanto, mentre dalla sinistra, dal mondo dell'associazionismo e della cultura si alza la volontà di far partire da Treviso un manifesto antirazzista contro l'intolleranza, Ponte di Piave non ci sta ad essere bollato come comune razzista. È un gesto che condanniamo con fermezza e quindi massima solidarietà. Questo è un atto isolato. La nostra comunità, ci sono i cittadini che sono integrati, frequentano le nostre scuole, frequentano tutte le attività della nostra comunità. Ponte di Piave non è una comunità razzista e non permetto che per colpa di un fatto isolato venga strumentalizzata un'intera comunità che invece sta dimostrando anche nei gesti tutto dell'altro.